Benvenuti, oggi è martedì 24 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 18:54. La luna si leva alle 23:20 e cala alle 14:16. Oggi è il giorno di San Gerardo. Il nome Gerardo ha origine tedesca e significa forte nel lanciare il dardo. Il 24 settembre è la giornata mondiale dei fiumi. Ricorrenza istituita nel 2005 e volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su temi quali la gestione dei corsi d'acqua in tutto il mondo. Solo il 40% delle acque è in buono stato ecologico, mentre il restante 60% è chimicamente inquinato da sversamenti illeciti di pesticidi, antibiotici, microplastiche e sostanze varie. L'iniziativa di mobilitazione si è diffusa in oltre 100 paesi che celebrano i fiumi, punto cardine dello sviluppo della civiltà, a partire dai primi insediamenti sulle loro rive. Festeggia 70 anni Marco Tardelli, uno degli eroi dei mondiali di calcio del 1982 in Spagna. Con la Juventus ha vinto 5 campionati e la sciagurata Coppa dei Campioni del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, con 39 tifosi morti nel giorno della sua ultima gara in bianconero. È passato alla storia anche per l'urlo dopo il gol del 2-0 nella finale contro la Germania a Madrid. Oggi spegne 50 candeline anche la showgirl Alessia Merz. Dopo i fotoromanzi ha debuttato in TV nel programma Non è la Rai, quindi è stata scelta da Antonio Ricci come velina per la stagione 1995-1996 di Striscia la Notizia, assieme a Cristina 40. Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive e come conduttrice televisiva. Infine, buon compleanno all'attore francese Pierre Cossot, oggi 63enne, che ha fatto innamorare tante ragazze quando è apparso nel suo primo film, Il tempo delle mele 2. Dopo il cinema e la televisione si è dedicato ai viaggi in barca a vela, attraversando l'Atlantico e il Pacifico, prima di stabilirsi in Polinesia. La gente quella sera del 1958 era andata ad ascoltare Natalino Otto e Flo Sandons. Nessuno poteva immaginare che sul palco della sala da ballo cremonese, in occasione della sagra di Rivarolo del Re, avrebbero conosciuto un talento assoluto. Quello fu il debutto di Mina, che per la prima volta quella sera si esibiva in pubblico insieme al gruppo degli Happy Boys. Aveva solo 18 anni. Cosa si intende per solvente in chimica? Un solvente è una sostanza che riesce a scioglierne un'altra, chiamata soluto, e ne esistono di 2 tipologie, polari e non polari, in base al modo in cui si comportano le molecole al loro interno. Ciò che importa è che il simile scioglie il simile. Nonostante l'acqua sia definita solvente universale, si tratta di una sostanza polare, quindi non riesce a sciogliere le sostanze non polari come l'olio. Vi sarà sicuramente capitato di ritrovare acqua ed olio in uno stesso bicchiere o contenitore, in cui si riescono a distinguere in modo chiaro le goccioline d'olio separate dal resto dell'acqua. Buongiorno ai 12. Oggi e in questi giorni il protagonista del cielo planetario sarà il pianeta Urano, il pianeta dell'originale e della forza di decisione. Proprio oggi forma uno stupendo trigono con Mercurio. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Ariete, iniziano delle correnti molto forti e c'è aria di accelerazione un po' in tutto e soprattutto il lavoro, in cui vi riprendete delle grandi e belle soddisfazioni. Morite dalla voglia di essere di nuovo iperattivi, anche se con il sole in opposizione
Potreste sentirvi un po' più stanchi, ma si sa che quando c'è una sfida in corso voi rendete di più. Toro, siete proprio il segno zodiacale che ospita il pianeta Urano, che ne combinerà delle belle in questi giorni zodiacali molto importanti. Proprio oggi forma infatti dai vostri gradi ultimi un bellissimo trigono con Mercurio, quindi la capacità e la possibilità di velocizzare e sistemare un po' tutto, proprio con la diplomazia, l'intelletto e soprattutto volgere al meglio dove tante parole diventeranno finalmente fatti. Gemelli, oggi una stupenda congiunzione Luna-Giove nel vostro segno zodiacale che quadra però a Saturno, quindi quel volere di più e quell'ambizione si dovranno scontrare con le reali possibilità di fare, ma voi ce la metterete tutta. Mercurio, il vostro pianeta, oggi stabilisce un trigono con Urano, più geniali, veloci, immediati che mai. Cancro, gli aspetti zodiacali oggi in corso vi snobbano un po', eppure c'è sempre una dinamica importante tra voi e Saturno, che seppure lento e retrogrado e tenta di darvi una mano, vi esorta a sistemare alcune cose che hanno a che fare con l'economia, la finanza, la banca e tutto quello che riguarda un'organizzazione seria e lavorativa nella vostra vita. Leone, la giornata di oggi è una giornata che forma degli aspetti che vi tengono un po' in sordina, un po' isolati, forse vi sentite semplicemente un pochino più romantici proprio perché la quadratura di Venere vi fa riflettere sugli aspetti degli vostri sentimenti e dei vostri legami. La Luna e Giove oggi parlano molto di famiglia e di tutta una serie di ricchezze che vengono proprio dal patrimonio affettivo. Vergine, la giornata di oggi prevede per voi una grande accelerazione proprio perché Mercurio, uno dei due poli che abita nei vostri gradi e che stabilisce questo trigono con Urano che fa accelerare tutto e tutti. La vostra intelligenza e capacità di analisi per voi si sa è proverbiale, però in questa giornata sfruttate al meglio le vostre doti mentali. Bilancia, una giornata oggi che sa di buono, ovvero in mezzo a tante confusioni generate dal Sole opposto a Nettuno, ecco che arrivano anche le soluzioni. Oggi non sopporterete nulla in disordine o nulla di ambiguo e riuscirete a risolvere qualche problematica in seno a delle scartoffie. Bugie in amore non sono ammesse, oggi l'intuito è particolarmente sensibile. Scorpione, giornata molto interessante oggi, visto che anche altri pianeti compongono giochi veramente molto interessanti. Mercurio con un debole e delicato semisestile vi aiuta comunque a comprendere in amore meglio ciò che volete o ciò che no, o a comunicare. Al lavoro, peraltro, vi state facendo venire in mente delle idee molto importanti, siate spericolati e non temiate i rischi. Sagittario, la giornata di oggi prevede dei giochi planetari decisamente interessanti perché sono spie e segnalatori di tutta una serie di piccoli gap comunicativi che hanno costellato un po' questo periodo un po' antipatico in cui una maggiore chiarezza da parte di tutti sarebbe stata opportuna. Niente paura, oggi anche voi sarete pronti e immediati nel percepire immediatamente le cose poco chiare e ovviare col vostro proverbiale ottimismo. Capricorno, ottima giornata oggi perché proprio Plutone comunica con Urano e Mercurio che hanno stabilito questo magnifico trigono. È una giornata ottima per comunicare, per mandare delle mail di lavoro importanti, per incontrare delle persone con cui sviluppare affari. Anche in amore siete un pochino più morbidi. Acquario, la giornata di oggi vede Urano, il vostro pianeta, un po' protagonista di tutta una serie di vicende. Il vostro Urano che vi fa sentire traditi perché ancora rimane in Toro per pochi mesi ancora, ma che rende tutto un pochino più lento. Voi siete abituati a delle velocità estreme. Oggi però, anche con la complicità di Mercurio, tutto diverrà un po' più geniale. Giornata ottima per degli incontri e soprattutto per avere nuovi incarichi al lavoro. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che vede delle dinamiche zodiacali molto interessanti anche per voi.
Mercurio è in opposizione, Urano invece è il vostro amico, quindi oggi potreste avere delle prese di posizione importanti e anche dire delle cose per cui vi sentirete fieri e rivendicativi proprio della vostra dignità professionale e affettiva, quindi date un po' sfogo al vostro inconscio. In gara c'erano Capelli Turchini, La bella Topolina, Girotondo dei fumetti e Lettera Pinocchio. Il 24 settembre del 1959 andò in onda per la prima volta alla Rai Lo Zecchino d'Oro, presentato da Mago Zurlì, ovvero Cino Tortorella, al Teatro dell'Arte di Milano. Fu l'esordio della più famosa competizione canora per bambini in Italia. Era destino che andasse così. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Quello che per noi è scritto nel destino predestinato in inglese si traduce con on the cards, letteralmente sulle carte, facendo anche in questo caso riferimento a qualcosa di mistico e quasi divino già previsto per ognuno di noi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Lina Bruna Rasa debutta a 18 anni al Politeama di Genova nel Mefistofele di Boito. Toscanini la vede e decide di prenderla subito con sé. Ha inizio il suo successo. Poi incontra Mascagni, che la consacrerà nel ruolo di Santuzza nella sua cavalleria rusticana. Ma come spesso accade, al successo segue il declino. Cominciano infatti i primi segni di una sofferenza psichica destinata ad aggravarsi. Fuori dalla scena Lina è un'altra, apatica, taciturna e presto si vocifera di un suo tentato suicidio. L'ultima sua cavalleria è del 1942, dopo seguono 36 anni di ricovero in ospedale psichiatrico. La grande interprete soccombe alla malattia più melodrammatica di tutte, la follia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Mi interessa molto il futuro, è lì che passerò il resto della mia vita. Quindi costruite ogni giorno qualcosa di cui possiate essere fieri fra qualche mese o qualche anno. Per il futuro prossimo ci penso io. Ci vediamo domani alla stessa ora per una nuova puntata dell'Almanacco. Non mancate. Vi auguro una buona giornata.